Cari telespettatori, rieccoci insieme, puntate fresche e quindi facciamo il punto della situazione con l'Ospì CGIL del Veneto. Sono successe diverse cose interessanti, giustamente molti di voi richiedono degli aggiornamenti, vi ringraziamo di averci scritto, di averci messaggiato e telefonato, lasciando messaggi anche alle nostre segreterie numerosi. Noi a coloro che ci autorizzano diamo i numeri di telefono alla segreteria dell'Ospì CGIL e vengono tutti ricontattati. Ovviamente dovete autorizzarci a rilasciare il numero di telefono, altrimenti non è possibile. Comunque ci sono tutte le sedi provinciali dell'Ospì CGIL che sono disponibili per fare il ricalcolo della pensione, per valutare tutte le vostre posizioni di lavoratori prepensionati o di pensionati. E allora con Daniele Tronco, ben ritornato qui con noi, responsabile organizzativo dell'Ospì CGIL del Veneto, e con Rosanna Bettella, responsabile previdenza sempre dell'Ospì CGIL, vediamo di fare un po' il punto della situazione, di che cosa è successo. Ci sono due tranche di periodo molto importanti, adesso siamo entrati nel secondo periodo in cui tra l'altro a livello unitario voi fate delle richieste ben precise al governo, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero del Lavoro, ma io vorrei però con lei, Daniele Tronco, fare il punto della situazione antecedente, un po' un bilancio anche con delle considerazioni, perché poi ci dimentichiamo per strada i pezzi di quanto siamo riusciti ad ottenere, quanto invece ancora sul piatto della bilancia. E poi entriamo nello specifico con Rosanna nella questione. Sì, allora ricordiamoci l'anno scorso, proprio in questo periodo, il 28 di settembre, è stato sottoscritto un accordo con il governo che chiudeva la prima fase di un confronto che si è aperto nell'estate. Qui bisogna aprire una parentesi per dire che già parlare di confronto col governo è stato un successo, perché noi abbiamo passato un lunghissimo periodo, le pene dell'inferno avete dove il governo praticamente non riconosceva pienamente il ruolo delle forze sociali, non solo del sindacato, ma di tutti, diciamo, quei soggetti di rappresentanza dei cittadini, sia dei lavoratori che di altre forme organizzate. Quindi essere riusciti l'anno scorso col governo Gentiloni ad aprire questo tavolo è stato un fatto molto positivo. I pensionati hanno lavorato molto intensamente, è un tavolo comunque CGIL, CISL-UIL, quindi confederale a tutto tondo, che abbraccia l'insieme delle problematiche, non solo le problematiche legate ai pensionati. Il titolo del confronto, diciamo, era riformare le pensioni, dare lavoro ai giovani. Questo era, diciamo, gli obiettivi che noi ci ponevamo e ci poniamo con questo confronto con il governo, perché è evidente che poi è il governo che deve legiferare dentro le varie leggi e soprattutto la legge di stabilità, che è, come si sa, la legge di bilancio. Quindi il 28 settembre abbiamo chiuso la prima fase con degli importanti novità che riguardavano sia i lavoratori attivi sia i pensionati. Importanti ma parziali, perché una parte di problematiche sono state spostate nella seconda fase del confronto, che si è aperta appunto quest'anno e che in queste settimane, ma poi la Rosanna entrerà più nel specifico, vedremo che sono oggetto di una certa tensione in questo tavolo, perché le proposte del sindacato non collimano esattamente con le intenzioni del governo e quindi con la difficoltà che abbiamo di introdurre nella legge di stabilità quelle risorse utili a dare le risposte alle domande che poniamo. Diciamo che l'anno scorso, proprio per ricordarlo agli ascoltatori, noi abbiamo avuto un primo risultato che è stato l'introduzione della cosiddetta ape sociale, che dava una risposta a quei lavoratori che, stando in un periodo, essendo collocati in mobilità, non riuscivano ad andare in pensione e avevano perso il posto di lavoro. Lì la prima proposta del governo era di un'ape volontaria, cioè a pagamento che si doveva realizzare con un mutuo, cosa che noi non è che escludiamo in via di principio, ma riteniamo molto onerosa e di difficile
attuazione e anche molto penalizzante. Quindi abbiamo chiesto che fosse introdotta, ed è stata introdotta. Infatti quest'estate si è avviato, dopo una lunga fase, il percorso per cui molti di questi lavoratori che hanno titolo, quindi solo quelli che hanno titolo, si sono praticamente prenotati, ecco, usiamo questo termine, e adesso dovrebbero partire, diciamo, la parte operativa. Ma diciamo, l'altra cosa che veniva ed è stata, diciamo, concordata l'anno scorso è stato il ripristino della possibilità di cumulo tra periodi lavorativi diversi che nelle svariate leggi che si sono susseguite a un certo punto erano stati vincolati. Qui noi abbiamo diversi lavoratori e lavoratrici che avevano periodi in gestioni diverse, in situazioni diverse, che non riuscivano ad andare in pensione perché era stato introdotto un limite a questo cumulo. Questo è stato allora, questo è un aspetto molto importante, oltre al discorso dell'APE social, che poi ci torneremo magari anche con Rosanna. Questo del cumulo direi che è rilevante, cioè che cosa adesso è possibile? No, cumulare periodi diversi. Adesso ovviamente ognuno ha una sua situazione, ma adesso per esemplificare, insomma, ecco, in modo molto banale e anche senza, noi avevamo la condizione che lavoratori che avevano, che so, una gestione, un periodo magari di 15 anni, una gestione di un certo tipo, previdenziale di un certo tipo, e gli altri magari altri 30 anni, quindi faceva 45 anni di contributi totali, ma non aveva la possibilità di cumulare i due periodi. Adesso lo può fare, ci sono condizioni che lo può fare a pagamento, quindi versando una quota, cosa che era stata appunto ridotta, o anche gratuitamente. In determinate condizioni viene ripristinato il cumulo. A noi è successo di frequentare lavoratori che avevano proprio questa condizione: uno aveva 45 anni di lavoro, non aveva ancora l'età per la vecchiaia e comunque gli avrebbe determinato un assegno di un certo tipo. Adesso con quell'accordo lì, verificando le condizioni, andando nei patronati sindacali, all'Inca, lo può fare tranquillamente, con questo accordo è stato ripristinato una modalità che anni fa c'era. Poi una cosa importante per i pensionati: è stata reintrodotta la 14ª, certo per un numero di pensionati ancora limitato, perché ci sono dei limiti, diciamo, economici, cioè del reddito, ma è stata di molto estesa. Qui nel Veneto migliaia e migliaia di pensionati hanno rivisto e riaccreditata la 14ª, che è un'iniezione e in più è stata eliminata quell'odiosa differenziazione che c'era nella no tax area, dove i pensionati sono stati trattati in modo diverso, inferiore. Veniva riconosciuta una no tax area di 7.500 euro contro gli 8.000 euro qui adesso è stata unificata, e quindi sia per i lavoratori attivi che per i pensionati è stata parificata questa no tax. Ecco, queste le cose principali, ma per dire che lì si è realizzato dopo molti anni un accordo tra forze sociali e governo. Adesso siamo nella fase nuova e quindi altra trattativa, sempre a livello unitario comunque. Sempre a livello unitario. Quindi ovviamente, lo dico adesso perché lo do, che se non dovessimo trovare le soluzioni, e noi siamo pronti alla mobilitazione. Noi nei prossimi giorni inizieremo una campagna di assemblee per i pensionati e per i lavoratori attivi, perché come vedremo la cosa interessa moltissimo i lavoratori attivi, perché c'è ovviamente, prima di essere pensionati si è lavoratori attivi, e noi sappiamo che se non si risolvono i problemi per i lavoratori attivi sono guai anche per i pensionati, perché mancano poi i contributi, manca la sostanza. Ecco, questo... Comunque diamo la parola no, infatti prima di entrare anche nello specifico c'è un aspetto che forse
concettuale che non è passato bene, perché effettivamente voi da un po' di tempo che rimarcate questo aspetto, vi battete per dei diritti che possono vantare anche i giovani, anzi, perché i giovani adesso sono in una situazione che la pensione sarà una parolona grande, veramente, e anche chi lavora si troverà in grosse difficoltà, mentre concettualmente viene da pensare, ma tanto lo SPCGL si occupa dei pensionati che già hanno la pensione, poco a tanta, eccetera, ma sono sempre in quell'ambito là. Invece no, voi guardate anche chi è fuori da questo mondo, per cui sembrerebbe quasi... No, è dentro questo mondo. Sì, è dentro, ma nel senso che ci dovrà entrare. Un sistema quindi... a ripartizione si basa sulla distribuzione a rotazione, diciamo, delle risorse, quindi è evidente che se non si modificano le normative sul mercato del lavoro, come parzialmente, molto parzialmente, se non torniamo a un'idea di stabilizzazione del mercato del lavoro, che serve alle imprese per le sfide anche dell'innovazione che abbiamo adesso c'è una grande discussione sull'industria 4.0, ma questa innovazione la si fa con una forza lavoro come quella che abbiamo oggi, frammentata, parziale, transitoria, o lo si fa con un mercato del lavoro stabilizzato? Noi purtroppo siamo molto preoccupati perché in realtà vediamo che ancora oggi prevalgono le forme lavorative molto parziali. Ovviamente i pensionati sono fortemente interessati a questa problematica e poniamo, anche perché sono figli, nipoti nostri, e anche per una questione generazionale, sostenerli. Non c'è scontro generazionale. Chi ha cavalcato lo scontro generazionale, secondo me, ha fatto un errore madornale, perché tra l'altro i pensionati sono i primi soggetti del welfare locale, insomma. Assolutamente. Allora, diamo la parola adesso a Rosanna Bettella. Chiedo dalla regia se cortesemente mettiamo in onda anche la prima slide, che così fissa dei punti che sono molto importanti. Voi che cosa, eccola qui, che cosa chiedete adesso dall'incontro, avete iniziato già a chiedere al governo? Quindi vediamo, questa è la domanda, passiamo anche alla seconda slide che così già ci illustra il punto della questione. Prego Rosanna. Eccola qua. Allora, vediamo un po' di commentarle insieme. Che cosa sono gli aspetti fondamentali? Allora, questa è la fase 2 del confronto fra governo, in cui si entra più specificatamente nel merito proprio, per esempio, della pensione di garanzia per i giovani, di come dobbiamo riformare il sistema contributivo che è in vigore rispetto al futuro dei giovani che adesso stanno lavorando, quelli che sono affacciati nel mondo del lavoro da 15-20 anni, perché è un po' questa la generazione che rischia di rimanere fregata dal passaggio al contributivo che abbiamo fatto con la grande riforma Dini del 95 e con il fatto che la previdenza complementare di fatto non è decollata come avrebbe dovuto, e in più con la crisi drammatica che ha attraversato tutti i paesi e in particolare il nostro, e poi anche questa frammentazione, questa disintegrazione del mondo del lavoro, del mercato del lavoro, che ha prodotto decine e decine di contratti fantasia, no? E nessuno dei quali ha dato stabilità invece anche allora, in prospettiva al lavoro. Sostanzialmente le persone devono rendersi conto che se si è riformato la contrattualistica del mondo del lavoro, questa non è legata a come si andrà in pensione, cioè non è proprio compatibile con l'andare in pensione. Chi è giovane, chi appunto ha cominciato a lavorare dopo il 96, quando è entrata in vigore la riforma Dini, in pensione ci va con il metodo contributivo. Il metodo contributivo è la somma dei contributi che vengono poi alla fine rivalutati sulla base di un indice, che poi anche quello è stato previsto in decalare, proprio perché contemporaneamente partiva anche la previdenza complementare, ma non essendo decollata l'una,
anche questo sistema che poi alla fine determina il valore proprio dell'assegno pensionistico, va a calare invece che ad aumentare rispetto all'indice del costo della vita e quant'altro. Per cui si è creato un meccanismo tale per cui veramente la nostra preoccupazione è grande, e l'abbiamo dimostrata fin da subito quando abbiamo presentato la piattaforma, quella che diceva Daniele prima, l'anno scorso, no? In cui il tema veramente grosso e principale è questo, che bisogna assolutamente porre rimedio e che avevamo già previsto nel nostro protocollo sul welfare del 2007, in cui avevamo proprio messo una postilla molto significativa, un'enunciazione di principio, ma che poi dopo non ha avuto seguito, che era quello che ci impegnavamo a far sì che le pensioni appunto dei giovani, quelle contributive, non dovessero andare al di sotto del 60% del valore della media delle retribuzioni. Perché noi sappiamo che adesso le pensioni in essere, quelle che... c'è un tetto, insomma. Sì, c'è un tetto. Le retributive o in parte miste, insomma, si aggirano intorno all'80% del valore delle ultime retribuzioni. Certo. Quindi prevedere che non andassero al di sotto del 60, ripeto, un'enunciazione di principio, ma che però dopo bisogna dare corpo a questa enunciazione e come si arriva a questo. Ripeto, la previdenza complementare non è decollata e quindi quella è una parte che non riesce a far fronte a questo. La crisi ha prodotto questa, come dire, sfracello nel mondo dei contratti, no? del mercato del lavoro, per cui davvero fra 20 anni un giovane di adesso che ha intorno ai 40 anni, quando andrà in pensione, perfetto, avrà una pensione al di sotto dell'assegno sociale. Allora io interrompo un attimo perché vogliamo andare in pubblicità, quindi pubblicità, pochi secondi, poi entriamo nel vivo della questione, ci sono alcuni aspetti molto importanti.